Bentrovati amici a questo nuovo appuntamento con Parliamone. Oggi conosceremo la storia di un sacerdote, Don Alfredo Caruso, che nella sua vita è stato marito, padre, nonno e che adesso è anche sacerdote e, pensate un po', fa parte del giovane clero. Perché? Perché è diventato sacerdote da appena un anno, quasi due, insomma da pochissimo tempo. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Don Bucolo, abbiamo la storia di un uomo che ha vissuto intensamente la sua vita, che a un certo punto però ha sentito questa vocazione ed è diventato sacerdote. Si può nella Chiesa Cattolica diventare sacerdoti anche se si ha una famiglia, se si ha dei figli e se si hanno anche dei nipoti. Sì, la presenza di Don Alfredo è una presenza importante in questa trasmissione perché ci mostra il volto della Chiesa nella sua integrità. Oggi, in questo tempo storico, è sempre più costante e frequente la presenza di vocazioni adulte. E qui mi piace fare riferimento alla vigna del Signore. È vero che il Signore chiama alla prima ora, ma è vero che il Signore chiama anche la sera, no? Quindi ci sono storie diverse, situazioni diverse. In questo caso abbiamo la presenza di un uomo che ha vissuto pienamente la sua vita, ora lui poi ci racconterà nei particolari, e che poi a un certo punto il Signore lo ha chiamato al sacerdozio, no? Quindi diventano presenze preziose per la nostra Chiesa, in questo caso per la Chiesa di Catania, perché è un uomo che ha vissuto pienamente il suo essere marito, il suo essere padre, il suo essere nonno, quindi di fatto continua a vivere e ora è sacerdote. Questo aiuta molto ad avere una sensibilità nello stare col popolo di Dio e non stare con la gente. Ma io passerei subito alla voce a Don Alfredo perché avrà tantissimo da raccontarci nella sua vita, nella sua storia articolata. Eh sì, Don Alfredo, quindi questa sua vocazione è nata in età molto adulta, molto avanzata, nel senso che non le sto dicendo che è una persona anziana, però non è più certo un ragazzino. Prossima ai 70. Ahia, quindi abbiamo un più che maturo, Ma cosa è successo? Cioè, lei ha sempre avuto fede in Dio, ma non sentiva la chiamata a diventare sacerdote, per cui prima ha deciso di sposarsi, per cui avere una famiglia. Ecco, come è accaduto tutto questo, che alla soglia dei 70 anni lei decide di farsi sacerdote, e so per certo che è un sacerdote molto amato, molto apprezzato, molto vicino alle persone. E forse ha quel quid in più, avendo questo bagaglio di esperienza, può capire le famiglie, può capire i giovani, può capire le giovani coppie, le coppie anziane. Io credo che tutto questo arricchisca la vita di un sacerdote che diventa appunto sacerdote. Ecco, però come è avvenuto tutto questo? Certo, mi posso ritenere un privilegiato. È chiaro che noi parliamo di vocazione, ma come benissimo sa Padre Salvo, la vocazione è unica, la santità. Che poi questa santità passa attraverso, perché anche quello del matrimonio è una vocazione, ci mancherebbe, perché noi con mia moglie l'abbiamo vissuto in maniera proprio sacramento, come chiesa domestica. Ho 4 figli e forse non sapete che il più piccolo è in seminario. Quindi qua c'è una famiglia privilegiata, ecco perché dice sono un privilegiato, per tanti motivi, anche questa, addirittura un figlio in seminario. Sì, un seminario che si trova a Redentores Madre di Roma, perché noi veniamo dall'esperienza del cammino nelle catecumenali. Quindi tutta la famiglia ha frequentato questo cammino? Sì, sì. Quindi diciamo che anche i ragazzi sono respirato, certo. respirato questo carisma. Pane ed Eucaristia. Pane e Eucaristia, benissimo. Benissimo. E quindi, diciamo, causa prima di tutto è Dio. È Lui che conduce avanti la storia. Noi dobbiamo semplicemente intercettare il progetto che il Signore ha nei nostri riguardi. E quindi prima, perché io lo dicevo in qualche altra trasmissione in cui sono stato invitato,
praticamente non mi sentivo adatto, inadeguato a fare il marito e mi sono sposato. Non mi sentivo adeguato a fare il padre, ho 4 figli. Non mi sentivo adeguato a fare il diacono e sono diventato diacono per ben, fino all'ultimo, diciamo, per ben 23 anni. Sono stato diacono e non mi sentivo neanche a fare il sacerdote. Come nasce, tra virgolette, questa vocazione? È chiaro che dalla perdita di mia moglie è venuta il 4 dicembre 2019. È chiaro che tu percepisci che la vita viene stravolta, non è più la stessa. Lei però era già diacono da tanti anni, Sì. Perché con sua moglie... Con mia moglie abbiamo iniziato. la chiesa, sì, quindi sì. sua moglie era... Facevamo il cammino che ci ha aiutato voi. tantissimo nella Quindi, nostra diciamo crescita. Che non è che di dice, fede. mi sono trovato vedovo e No, ora che no. faccio il sacerdote, no, No, c'è stato no. tutto un cammino lunghissimo. Sì, diciamo, è una preparazione, perché Certo. è chiaro che il Signore... No, parlo di cammino di fede. Sì, sì, ovviamente. cammino di fede. Inserito, Infatti poi, diciamo, questo approdo è stato dopo un travaglio, perché il travaglio c'è. Perché quando tu vivi un'esperienza del genere, perché praticamente mia moglie è morta durante il sonno. Quindi è stato un evento molto traumatico. per Molto lei. traumatico, certo. Eravamo andati a letto assieme, lei è rimasta a letto, io mi sono alzato pensando che ancora stesse riposando, questo l'ho capito verso le 9:30 di mattina, adesso c'è qualcosa che non funziona in questa situazione. Certo. E quindi però tu diciamo anche che sua moglie era malata, aveva un tumore, però Allora, non vi aspettavate una morte così? No, questo l'aveva avuto, l'aveva superato. l'avevano riscontrato, stiamo parlando del 2007. Ah, quindi era qualcosa di superato. sì, quindi lei non si aspettava di No, rimanere assolutamente, di colpo non vedovo. c'erano segni, Ho assolutamente. capito, quindi di colpo Sì, Don sì, Alfredo infatti, si ritrova vedovo. Ha avuto un aneurisma fulminante durante il sonno e Quindi la crisi profonda, si ritrova solo con dei figli già grandi, immagino. Certo, i figli, certo. E come dicevo, magari sono quelle situazioni che tu magari vedi inizialmente, vorresti colmare quel vuoto che si è creato. Il vuoto affettivo. Affettivo, sessuale, in tutti i sensi. Però ecco, come dicevo, facevo riferimento anche, come diceva Sant'Ignazio di Loyola, di discernere gli spiriti. Per cui io quando pensavo a una possibile compagna che venisse un po' a colmare questo vuoto, sì, inizialmente sembrava una soluzione, però mi metteva inquietudine, non mi faceva stare sereno. Quando invece pensavo, anche se era un percorso magari, sai, riprendere gli studi a una certa età, così magari più problematica, il percorso per il completamento e quindi del sacerdozio, e questo mi metteva serenità. E quindi poi ho capito che la strada era quella, per cui poi è diventato quasi, diciamo, un parto naturale. Ecco. Infatti anche quando l'ho comunicato ai miei figli, l'ho comunicato in comunità, è stata come una liberazione, perché tutti i fratelli aspettavano, ma quando si decide di andare, anche perché ti devo dire che mia moglie aveva profetizzato questo. Me lo diceva sempre, se io muoio prima tu ti farai sacerdote. Ah, perché sua moglie probabilmente vedeva in lei già la possibilità che sarebbe stato non solo un sacerdote ma anche un bravo sacerdote. Pensava questo, era un'aspirazione, dice non ti sposare, ma fai il sacerdote. No, non credo, è stato proprio così. Già sì. una moglie conosce il marito e sa, e in certo dove senso, può andare e quale potrebbe e in certo essere la sua senso la strada. mia formazione anche umana e diciamo personale la devo anche a lei. Quindi lei deve molto anche a sua moglie. Sì. Un bucolo. Molto interessante l'osservazione che ha fatto Don Alfredo nel citare un po' Sant'Ignazio, questo discernimento degli spiriti, perché in genere
a volte passa l'idea che quasi quasi il Signore ci chiami a qualcosa che magari noi non amiamo fare, no? Cioè contro la nostra volontà. Il fatto che Lui ha osservato che la possibilità di poter avere un'altra donna e la possibilità di essere sacerdote, valutando, tastando, ha percepito che in quella possibilità di chiamata sacerdozio lui era se stesso, trovava la sua pienezza. Questa cosa qui ci fa capire come il Signore non ci chiama a cose che vanno contro i nostri desideri, ma desideri, possiamo dire, profondi della nostra identità. O contro la nostra natura. O contro la nostra natura, cioè in fondo si realizza pienamente e io sono sicuro, e questo ma penso Don Alfredo lo sente, come per il diaconato. Sappiamo che durante il rito c'è stato il consenso della moglie, della sposa, ed è importante, fa parte del rito. Oso dire anche questo, il giorno della sua ordinazione presbiterale, dall'alto c'era il consenso della sua sposa. Perché attenzione, il sacramento del matrimonio non è che è finito, non è che è annullato, non è che non c'è, rimane nella sua carne. Io vedo in questo momento che porta le fedi, e questo è molto bello, a indicare che sono sacerdote sì, ma la traccia di essere sposo, quello rimane indelebile. E quindi questo per me è un grande senso, un grande significato, a indicare come, e lui ha esordito così, ma il Signore mi ha sempre chiamato alla santità. In questo momento sta vivendo la santità nel cammino presbiterale, ma non ha annullato tutto il percorso che ha fatto in passato, tant'è vero che di fatto continua a fare il papà, a fare il nonno, a vivere quella vocazione che è prettamente familiare. Ecco, ci fermiamo per qualche istante perché poi voglio capire con Don Alfredo come fa a conciliare tutte queste cose, perché si dice sempre è meglio che un sacerdote non si sposi, non abbia figli, perché così si può dedicare di più alla Chiesa. Invece in questo caso abbiamo non più un marito perché la moglie è morta, però abbiamo sempre un papà e un nonno. Quindi andiamo in pubblicità e poi continuiamo a parlare con Don Alfredo, continuiamo a conoscere questa sua storia eccezionale. Eccoci, stiamo parlando con Don Alfredo Caruso, che è un sacerdote, lo è diventato da qualche annetto perché è stato prima marito, è tuttora padre, nonno e adesso è anche sacerdote. È stato per tanti anni diacono, un cammino di fede condiviso con la moglie che addirittura aveva profetizzato: tu un giorno sarai sacerdote, quando ancora non si pensava minimamente che lei potesse morire prima di lui, e invece è successo proprio questo. Ecco, la mia domanda di poc'anzi è: come fa un sacerdote ad essere anche padre e nonno, insomma riesce un po' ad essere presente nella sua vita, nella vita dei suoi figli, dei suoi nipoti, oppure l'essere sacerdote adesso lo ha un po' allontanato? Ecco, come si svolge la vita anche in parrocchia? Penso che lì abbia tanti impegni. Sì, certamente non sono più un padre o un nonno a tempo pieno, come lo poteva essere prima, questo senz'altro. Però è anche vero che rimango un punto di riferimento per i miei figli e i miei nipoti. Per quanto il tempo mi possa consentire, ecco, riesco a volte a riconciliare, naturalmente, accompagnare i nipotini a scuola la mattina, che non avendo impegni, se sono disponibili, questo lo faccio. Stiamo vedendo infatti le foto dei suoi familiari, la foto della sua ordinazione. Ecco, sente forte, immagino, come grande famiglia quella che è la sua parrocchia, no? Adesso non è più la sua famiglia, solo i figli e i nipoti. Penso che adesso è chiamato, adesso che è sacerdote, ad essere padre un po' di tante persone, anche più anziane, persone anche più anziane, più grandi di lei,
o più piccoli, di bambini, ci sarà il catechismo nella sua parrocchia sicuramente, quindi certo, ci sono le certo. comunioni, le cresime, insomma sappiamo che la vita di una parrocchia è veramente intensa e chiede grande impegno. Sì, sì, infatti diciamo grazie a Dio il Signore mi ha preceduto come sempre, percepisco anche questa, come dire, questo affetto, questo senso di stima anche dai miei parrocchiani, di approccio, perché per me, come dicevo, diciamo, il regresso mi ha formato, per cui per me il rapporto umano è fondamentale, è il primo approccio. Da quello già tu instauri una relazione con la persona e quindi la dimensione umana è fondamentale. Poi passa quella spirituale, quella da tanto non dimentichiamo che Gesù Cristo si è fatto uomo proprio per questo, per relazionarsi nella dimensione umana con ognuno di noi. Cosa la riempie più di gioia in questo, nell'essere sacerdote adesso? Il sentirmi amato. Da chi? Da Dio prima di tutto e dalle persone che mi circondano. Perché è vero che l'amore di Dio passa anche attraverso le persone. Non è una dimensione spiritualistica così, ma è concreta, concreta. Don Bucolo. È importante quanto ha detto poco fa, perché chiaramente chi ha vissuto pienamente, chi vive pienamente la famiglia, quindi la relazione col proprio coniuge, la relazione con i propri figli, la relazione con i propri nipoti, volendo questa è una vera e propria palestra a far sì che io viva il mio sacerdozio mettendo al centro la relazione, che non sempre è scontato, perché tante volte noi pensiamo che fare pastorale significa rivolgersi alla comunità, alla gente, ed è anche vero, però in questo rivolgermi alla gente, al popolo di Dio, mi rivolgo poi a ciascuno personalmente. Io sono sempre più fermamente convinto che il cuore della pastorale è la relazione, è quell'immagine di Cristo buon pastore, che conosce ad una e le chiama per nome. E quel conoscere, attenzione, non è solo una conoscenza che io so chi sei, da dove vieni, qual è il tuo nome. Nel linguaggio biblico il conoscere è una conoscenza intima, cioè li amava ad uno, aveva una relazione significativa, aveva una relazione importante con ognuno di loro. Chiaramente Don Alfredo questo, avendo, posso dire in modo strano, fatto il seminario con la famiglia, perché la famiglia, a mio giudizio, diventa un vero e proprio seminario di formazione. Quindi, avendo vissuto questo H24, è chiaro adesso nella parrocchia ce l'ha di suo, cioè lo vive senza alcuna forzatura, lo vive in modo spontaneo, lo vive in modo diretto, e per questo è un dono per tutti noi. Giustamente è lì la domanda, ma come fa ora a vivere il suo essere padre e il suo essere nonno, visto che chiaramente è a tempo pieno con la Chiesa e ha, io lo so, la benedizione da parte dei figli e dei nipoti che sono contenti, perché lui ci insegna che la relazione non è solo un fatto di quantità, ma è un fatto di qualità. Cioè io potrei stare tantissimo accanto a mio figlio, ma siamo due universi diversi. Posso starci un secondo, ma da come ci sto, da come lo ascolto, da come interagisco, crea una relazione significativa. Ecco per cui io penso che Don Alfredo, vivendo pienamente, chiaramente, il suo ministero presbiterale, riesce però a mantenere viva questa relazione di qualità con la sua famiglia, tant'è vero che, ed è bellissimo, uno dei figli si trova a seguire la via del padre e, se il Signore vuole, a diventare prete. Cioè, sono tutti segni importanti di come uno vive, questo poi viene contagiato e trasmesso anche alla propria famiglia. Ma questo mi fa pensare quanto sia veramente importante vivere la fede, educare i figli alla fede fin da piccoli. Se si cresce in quell'humus
è facile che possa sbocciare una vocazione. Stiamo sentendo appunto che il figlio di Don Alfredo è in seminario, quindi diventerà sacerdote, ha fatto questa scelta. Ma quando lei ha comunicato questa sua decisione ai suoi figli, come l'hanno appresa? Come erano contenti, erano scettici? Sì. Hanno detto: ma papà, ti devi rimettere a studiare, devi entrare in seminario, ma sei sicuro? Allora, io non ne ho parlato, non ne ho esternato fin quanto, diciamo, non ho avuto il consenso da parte del vescovo. Ah, ecco. Quindi ho tenuto, ne ho parlato così anche con i miei catechisti, perché chi meglio di loro mi poteva conoscere, perché sai, può essere a volte anche vista come uno scappare oppure un ripiegarsi, capito? E quindi ne ho parlato con loro, loro mi hanno inizialmente detto: aspetta un po', che ancora è troppo presto. No? Certo. Poi quando c'è stato l'insediamento del nuovo arcivescovo, di Monsignor Renna, il fatto stesso che si chiama Luigi, già per me anche questo è stato un segno promonitore. E come mai? Perché Luigi? Perché io sono stato ordinato come diacono da Monsignor Luigi Bommarito. Ah, ecco. E quindi adesso Naccio Luigi mi ordinerà, ecco. Infatti gliel'ho detto questo. Sai, sono sempre una fesseria, ma nella logica di Dio tutto... Sono piccoli segni. Diciamo. Ci mancherebbe. E quindi quando ho avuto che il vescovo mi ha convocato per il 16 di settembre e quindi mi ha dato conferma, a quel punto l'ho esternato, ha comunicato, l'avevo invitato, ero a casa mia, c'erano anche degli amici che venivano da Milano, che si trovavano là, e quindi l'ho esternato. E i miei figli erano contentissimi, tranne, no, nel senso che era, come dire, perché se i miei figli avrebbero, come dire, non ero favorevole, io ci avrei riflettuto, perché è importante sentirsi anche appoggiato. Mio figlio Andrea sarebbe il secondo, ma non perché non era contento, perché ha percepito che non poteva essere più naturalmente un nonno a tempo pieno, è chiaro questo. Però poi anche lui, diciamo, dopo questo inizio, diciamo, poi ma anche perché contentissimo. Io penso che vedere un papà felice, contento, realizzato, che si spende per gli altri oltre che per la famiglia di origine, diciamo che se si vuole tanto bene al proprio papà non si può che condividere questa scelta, che sicuramente non è un capriccio, non è un ripiego, non è un... Anche perché naturalmente loro sono cresciuti in una, come dire, in un ambiente, in un clima veramente di fede, perché noi, ecco, qual è il primo compito dei genitori cristiani? Trasmettere la fede ai figli, quello è. Io lo dico anche nella preparazione ai battesimi, e questo è. Forse il Signore non ci chiederà conto di tante cose, ma di questo ce ne chiederà conto, senz'altro. E noi veramente, grazie al cammino, alla formazione che abbiamo avuto, ci siamo proprio, come dire, siamo entrati in questa responsabilità e consapevolezza. È bello quando, raccontando della sua vocazione, ha sottolineato: io l'ho comunicato dopo aver avuto il consenso del vescovo, e poi in qualche modo parlava anche di questo consenso, benestare da parte dei figli. Questo ci mostra come la vocazione non è un fatto di realizzazione personale, ma la vocazione è un fatto ecclesiale, un fatto in cui io rispondo a una chiamata di cui la Chiesa, la famiglia ne trae i suoi benefici. Quindi questo impariamo tantissimo, come nel discernimento la voce della Chiesa, in questo caso il vescovo Monsignor Luigi Renna, e la voce della famiglia diventano importanti per capire che il Signore allora mi sta chiamando a questa cosa qui. Quindi la vocazione non è mai una realizzazione, ma è una risposta a un progetto che Dio, in modo grandioso, ha per la nostra vita. E in questo Don Alfredo ne diventa una testimonianza per noi. Bene, Don Alfredo, allora i suoi parrocchiani
cosa dicono di lei? Come la definiscono? No, ma devo dire, io sono stato, prima di essere nominato parroco a Camporotondo, sono stato collaboratore a Belpasso, quindi con padre Nino Nicoloso, con padre Nunzio Chireleson, ed ero anche collaboratore sempre ad Adrano con padre Pietro Rapisarda, che è stato nominato parroco. E devo dire che dove vado mi trovo bene, cioè riesco forse per quelle qualità, perché come direbbe San Paolo, la grazia di Dio in me non è stata vana, è tutto grazia. E quindi anche se queste, diciamo, queste qualità umane, cose, perché il Signore ha lavorato nella mia vita, e quindi cioè, il relazionarmi con è un fatto, come dire, naturale. Io ho lavorato prima per 38 anni al comune di Adrano. Quindi è stato un impiegato. Per 8 anni sono stato vigile urbano, dall'81 all'88, poi dall'88 al 2019 sono stato all'ufficio tecnico, ero responsabile di servizio, rilascio, concessione edilizia, autorizzazione. Ma quindi già era in pensione quando lei ha deciso di diventare certo. sacerdote? Sì, ero. Quindi da poco era andato in pensione, ad agosto ero andato in pensione, a dicembre sono diventato vedovo. E devo dire che avevo questo approccio di relazione con... Certo, sorprende, Don Bucolo, questa successione di eventi. Impiegato, va in pensione, da poco tempo era in pensione e diventa pure vedovo. È come se il terreno era stato, come dire, seminato in un certo modo che magari Don Alfredo non poteva capire, no? Perché erano avvenimenti della sua vita. Andare in pensione è una cosa normalissima. Rimanere vedovo già è un trauma, chiaramente, anche perché lo è diventato da giovane, quindi non certo in età avanzata, e quindi c'è questa successione che... Questo mostra ancora una volta come la vocazione è sempre un mistero, ma anche bello quando lui poco fa diceva che dovunque io vado vedo questo feedback da parte della gente, perché è chiaro, uno quello che è lo porta dovunque. Se io sono segno della presenza di Cristo, quello lo porto dovunque, e questo lo impariamo moltissimo, per cui io credo che Don Alfredo nel suo ministero di parroco a Camporotondo qui a Catania sicuramente darà tantissimo alla gente e soprattutto curerà le relazioni ad una. Questo io credo che sia una caratteristica propria dell'essere parroco, amare ad una e mostrare chiaramente la via di Cristo. Grazie Don Bucolo, abbiamo finito il nostro tempo. Grazie Don Alfredo Caruso. A voi. Come dire, buona missione, buona vocazione, ormai c'è. Buon cammino di santità. Buon cammino di santità, ecco, questo è il modo in cui Don Alfredo vuole essere salutato, e allora possiamo anche augurare ai nostri telespettatori buon cammino di santità. Grazie per essere stati con noi fino a questo momento, alla prossima.